Ciao a tutti, siamo già pronti per vedere una nuova partita. Quest'oggi diamo uno sguardo alla partita giocata all'interno del torneo internazionale del Mediterraneo tra Anna Berche e Laura Unuk. La partita è iniziata in questo modo, quindi è 4-C6, siamo nel pieno della difesa carocana, dove chiaramente il bianco cerca quanto prima di spingere il pedone al centro, quindi adesso vado un po' avanti, e dopo D5 il bianco ha deciso di giocare la famosa variante di cambio. E vi dico che questa chiaramente sarà la variante di cambio, si continuerà a giocarla fino in fondo qualora il bianco giochi C3, quindi alfiere D3, cavallo F3, ok, cerchi di giocare questo modo un po' lento per quanto riguarda la conquista del centro. E invece giocando C4, che poi è stata la mossa giocata da Ana in questa partita, siamo in un'altra variante che prende il nome di attacco Panov. L'obiettivo del bianco è cercare di attaccare quanto prima il nero, quindi cercare di prendere iniziativa, e il nero chiaramente deve obbligare il bianco a non avere questa iniziativa, comunque a giocare con un pedone isolato. È vero che qui il nero già all'istante potrebbe giocare alfiere per C4, però questa posizione non è così comoda perché la risposta dopo pedone per C4, alfiere per C4 del bianco porta a una posizione molto complessa. Ok, qualcuno potrebbe anche notare che questo pedone effettivamente è in presa, però se io catturassi il pedone, adesso ci sono delle sequenze molto strane, tra cui cavallo F3 sembra molto forte, molto ottima, perché in caso di il cavallo cattura, io riprendo, sono abbastanza forte sulle case bianche, potrebbe anche arrivare torre di 1 per attaccare, e attenzione perché prima o poi potrebbe anche intervenire l'alfiere sempre sulle case bianche, alfiere B5 direzione obiettivo attaccare l'avversario. In partita dopo alfiere G5 il nero sì vuole creare il pedone isolato, però vuole crearlo in una condizione, in un contesto un po' più semplice. Se qui il bianco catturasse, il nero è soddisfatto perché riprende di cavallo, poi chiaramente con calma continuerà lo sviluppo con il fianchetto, quindi G6 alfiere G7, e adesso è pronto ad affrontare il pedone isolato in una condizione un po' più tranquilla. Per quale motivo? Perché il pedone D4 sarà sempre un obiettivo del nero, e altra considerazione importante è che abbiamo già bloccato il nostro pedone avversario, e solitamente contro un pedone isolato, quindi un pedone che non può più essere difeso da altri pedoni, dovremo cercare di portare il nostro pezzo leggero lì davanti, quindi cavallo alfiere, e poi da lì impostare la nostra strategia. In partita non è andata così, il bianco ha preso spazio con C5, e attenzione perché a volte il bianco vuole comunque spingere questi pedoni, e rapidamente, dato che ne ha 3 contro 2, potrebbe creare un pedone libero. Cavallo 4 è un'ottima mossa da parte di Laura Unuk. In questa posizione il cavallo è vero che potrebbe essere catturato, però il problema è che dopo il cambio questo pedone di 4 non sarà così facile da difendere, o meglio, potrebbe essere difeso sicuramente dall'alfiere, però il nero ha tanti modi per provare a ottenere un vantaggio. Mi viene in mente che G6 alfiere G7 già possa creare un piccolo problema, ho 3 attaccanti contro quel pedone di 4, così come una mossa anche un po' più strana, più complicata come F5 prima o poi potrebbe cercare di conquistare spazio con F4, oppure semplicemente allontanare l'alfiere difensore del punto centrale. Quindi in questa posizione dopo cavallo E4 sicuramente il cambio non è così indicato, alfiere 3 che è la mossa giocata in partita, la mossa della partita è senz'altro più semplice. Alfiere B5 sulla scacchiera, alfiere G7, cavallo E2 preparando l'arrocco, quindi arrocco per entrambi. Prima di arroccare il bianco ha fatto una scelta che poi si rivela essere una scelta molto importante. Ha deciso di cambiare il proprio alfiere sul cavallo. Non era obbligato, però il motivo per cui l'ha fatto e ha deciso di fare questo cambio probabilmente è evitare che il nero possa cercare di portare un pezzo in C4, e magari dopo arrocco il nero potrebbe cambiare in C3, o forse aspettare che sia il bianco a cambiare in E4. Comunque l'idea del nero potrebbe essere cercare di puntare all'occupazione della casa C4. In che modo? Sicuramente voglio fare A6, sicuramente a volte voglio spingere anche il pedone B. Un altro piano potrebbe anche essere quello di fare B6 col tentativo di avanzare questo pedone B per rompere e rallentare l'avanzata e la presa di spazio del bianco. Dunque alfiere per C6, la mossa che abbiamo sulla scacchiera, la ricattura e quindi arrocco. A questo punto il nero ha una mossa facile, non c'è, diciamo, non è molto
necessario pensare tanto in questa posizione perché torre B8 guadagna un tempo, occupiamo una colonna semiaperta e comunque sia attacco il pedone B2. Donna 4 sulla scacchiera, anche donna 4 chiaramente attacca due pedoni, però c'è qualcosa che potrebbe essere sfuggito. Torre per B2 attiviamo la torre, donna per A7 manteniamo l'equilibrio materiale, e alfiere F5 vi dico che è un miglioramento della posizione. Adesso l'idea del nero è facile, il nero vuole fare questa. Il nero vuole giocare E5 per più ragioni, e la principale è senz'altro cercare di attivare questa alfiere lungo la diagonale più lunga, e l'altra idea è quella di creare un pedone libero. Quindi in questa posizione il vero problema del bianco è cercare di trovare un modo per impedire che E5 possa essere realizzata. In partita gioca il cambio in E4, che in realtà è una mossa che lo porterà in svantaggio. Alfiere riprende, il cavallo si sposta, E5 è già possibile, però è chiaro che se io giocassi E5 magari lui mi cattura in E4 e questa posizione potrebbe essere un po' incerta, perché poi dopo la presa in E5 è vero che il nero riprende, però il bianco si ritrova con un pedone libero e con questo tentativo di occupazione della colonna D. E allora prima di fare E5, che è il piano, devo fare qualcos'altro, ed F5 giocata da Laura Unuk è una mossa abbastanza forte. In caso di cattura io semplicemente mi limito a riprendere col pedone F. Come vedete, qualora il mio avversario giocasse 4, io gioco E5 e posso essere soddisfatto della posizione raggiunta, perché ho dei pedoni, in particolar modo due pedoni uniti, una piccola catena pedonale di 3 pedoni. Comunque questo pedone D riesce facilmente ad andare in avanti. È vero che il pedone A sembrerebbe un problema, però vi assicuro che il pedone A lo bloccheremo. Se proprio dovesse andare male lo blocchiamo facilmente con una donna in A8 o eventualmente con una torre in F7, sempre per spostarsi verso la colonna A. Sarà più difficile per il bianco bloccare il pedone D perché il pedone D è difeso da altri pedoni. La partita prosegue, quindi raggiunta questa posizione F5 sulla scacchiera, alfiere G5, attacco il pedone in E7 e a questo punto alfiere per D4 giocata. E può darsi che qui il bianco abbia pensato ok, cedo il pedone centrale ma dopo alfiere per 7 guadagni qualcosa. E immagino che abbia pensato questo perché la mossa giocata dal nero sicuramente è sfuggita e la mossa giocata dal nero è una mossa che praticamente ottiene una posizione molto comoda da giocare. Adesso questo pedone A è praticamente perso, il nero lo attacca 2 volte, il nero potrebbe anche concentrarsi per eliminare il pedone C. Diciamo che questa posizione tra virgolette è già compromessa, è già andata, bisogna semplicemente fare attenzione. Arriva il cambio centrale, il pedone F ritorna verso il centro, torre di 1 sulla scacchiera. A questo punto è abbastanza semplice per il bianco vincerà, o meglio, è molto semplice per il nero vincerà facilmente questa posizione finché non commetterà rischi, cercherà di limitare il più possibile l'avversario. Arriva la torre in A2, 2 torri sulla settima traversa chiaramente sono abbastanza forti, torre B1 quindi giocata, e alfiere D4 come vedete diciamo corona questa armonia che si crea tra i 3 pezzi superstiti del nero. Abbiamo 3 pezzi che puntano il pedone F, e questo pedone C è sempre lì debole all'interno della scacchiera, e tutte le semplificazioni di fatto aiutano il nero. Torre C1 necessaria forse per difendere, qui ci sono anche altre possibilità, alfiere per C5 da analizzare perché in caso di cattura c'è sempre quel matto del corridoio che ci aspetta. E allora il bianco in realtà non sta difendendo il pedone, il nero risponde così: E3 e F1, e adesso a questo punto pedone per F2, anche un altro pedone ha lasciato questa scacchiera, questa partita, e adesso il piano del nero è semplicemente avanzare il pedone D. Quindi cerchiamo di avanzare il pedone D nelle condizioni ideali, e quindi arriva il pedone in D4, il re probabilmente prima o poi andrà in D5. Ci sono più modi per vincere, ma o meglio, Laura Unuk decide di giocare in modo più semplice. Questa è la posizione. D3 tatticamente è valida perché in caso di cattura seguirebbe lo scacco in E1, il re si sposta, la promozione porta a un vantaggio materiale e al matto in poche mosse, anzi per i più curiosi trovate il matto più veloce in questa posizione. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. E allora dopo D3 l'alfiere torna indietro, ma dopo alfiere per C5
ci sono 3 pedoni liberi incontrastabili e dopo D2 in realtà non resta altro da fare che abbandonare. La mossa successiva da parte del nero sarà senz'altro torre 1 con il miglior lieto fine per questo pedone F con la promozione inevitabile. Ok, ottima partita da parte del nero, un po' superficiale magari nella parte del mediogioco il bianco. Dunque, rivedendo la partita dall'inizio, questa qui è stata un'apertura Caro-Kann variante Panov e variante attacco Panov, dove il bianco cerca di prendere l'iniziativa, quindi avere un gioco dinamico, e come avete visto nell'analisi in realtà non è riuscito in questo. La partita quindi è andata in questo modo, quindi eravamo così, G6 e alfiere B5, alfiere G7, i pezzi del nero si spostano e cercano di dare attenzione al punto D4, e dopo cavallo E2 arriva questo cambio. A questo punto torre B8, miglioriamo la torre, quindi una mossa abbastanza logica. Donna 4 cerca di fare un po' lo stesso, ma in realtà dopo tutti questi cambi il nero ha sempre questa rottura con il pedone in E5 che gli darà vantaggio. La partita è proseguita in questo modo, prima di fare E5 dobbiamo fare qualcos'altro, quindi F5, e adesso tatticamente la posizione ottenuta dal bianco è compromessa perché quel pedone in A2 purtroppo non è più facile da difendere. Il nero dopodiché ha migliorato le torri sulla seconda traversa, torri insieme. Per i più curiosi vi dico anche che questa qui si chiama torre gorilla. Le torri sulla settima traversa o sulla seconda traversa sono così forti che tempo fa una rivista inglese le definiva torri gorilla. Quindi torre B1, alfiere D4, e il cambio della torre a questo punto non resta altro che progredire e prendere spazio. Alfiere per C5 era già possibile, e E3 è anche molto più ambiziosa, si vuole promuovere quanto prima. Pedone per F2 e questa è la posizione. Il nero vincerà facilmente avanzando il pedone D e così fa in partita, cercando di portarli in avanti anche tatticamente, perché in questo momento ha giocato D3, in caso di cattura seguirà torre 1, dopodiché alfiere G3, alfiere per C5, 3 pedoni di vantaggio, arriva il primo pedone, il secondo pedone in D2 e come vedete adesso la minaccia torre 1 porterà alla vittoria. Ok, spero che questa partita vi sia piaciuta. Alla fine vi dico che Laura Unuk vince questa partita, poi alla fine vincerà il torneo con 7,5 punti su 9. Appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!